responsabilità. Questa paura l'abbiamo vissuta ognuno di noi, l'abbiamo vissuta come persone, l'abbiamo vissuta come sindacalisti e molti di voi l'hanno vissuta direttamente come lavoratori, a fianco di chi ne è stato più pesantemente colpito. Chi può dimenticare l'angoscia dei nostri colleghi negli ospedali e nelle case di riposo, che ci chiedevano aiuto perché non avevano a disposizione dispositivi di protezione individuale? E noi, combattuti tra una risposta che in tempi ordinari si sarebbe tradotta in una denuncia bloccando conseguentemente tutte le attività, e la responsabilità che invece avvertivamo di aiutare chi stava soffrendo e purtroppo anche morendo. Abbiamo scelto tutti insieme la seconda e non poteva essere altrimenti, stando comunque sempre vicini a quanti vivevano con profonda preoccupazione e timore l'impegno lavorativo e mettendo in atto a tutti i livelli le azioni possibili per denunciare le condizioni lavorative al limite della sopportazione e i rischi a cui tutti gli operatori erano esposti. Sono passati quasi 2 anni da allora, le condizioni forse sono cambiate, ma pesa ancora il trauma dell'esperienza vissuta e i ritmi di lavoro incalzanti e sfinenti non sono venuti meno. E in quel momento ho iniziato a elaborare che dovevo tutelarli, tutelare il mio personale, dargli forza, coraggio, strumenti. Ancora adesso abbiamo ancora paura. Ho visto il modo di lavorare degli operatori sanitari in modo diverso, cioè da un'altra prospettiva. Quando la vivi direttamente questa cosa cambia completamente proprio anche la logica con cui vede le cose. La sera tra il 20 e il 21 febbraio io ricevetti la telefonata che mi diceva in realtà abbiamo il sospetto di un cluster e quindi già allora siamo stati in apnea con l'ansia di avere quella risposta che non volevamo avere, che poi ci è arrivata alle 15:45 di venerdì. Lo ricordo e quel ricordo rimarrà a vita. Ora come allora nessuno si è tirato indietro, ognuno ha fatto il proprio dovere, non per eroismo, ma per senso di responsabilità, consapevoli delle conseguenze che scelte guidate da un seppur comprensibile interesse personale potevano avere su tutta la collettività. Quel senso di responsabilità che ha accomunato e continua ad accomunare i tanti lavoratori che costituiscono le pubbliche amministrazioni, senza però che a volte sia sufficientemente apprezzato e riconosciuto l'impegno e la fatica compiuta. La crisi innescata dalla pandemia ha reso evidente ai cittadini l'utilità e il valore di un sistema sanitario nazionale universale. Meno evidente agli occhi dell'opinione pubblica è stato il fatto che se il Paese, seppur con crescenti difficoltà, ha tenuto, questo si deve alla capacità delle pubbliche amministrazioni tutte di aver garantito la salute, la sicurezza nelle nostre strade e nelle nostre città, la legalità fiscale, previdenziale e lavoristica, la gestione degli strumenti di sostegno al reddito e dei sussidi alle imprese messi in campo dal governo, la erogazione di servizi che rappresentano beni comuni di essenziale importanza per la vita di tutti e per il funzionamento del sistema economico. Tutto questo in Veneto lo abbiamo affrontato insieme e ci siamo fatti comunità. Questa platea è composta tutta da lavoratori che a vario titolo sono stati in prima linea assieme ai nostri autorevoli ospiti, ai quali chiediamo, oltre un graditissimo saluto, una loro testimonianza su come hanno affrontato questo periodo e soprattutto attraverso quali possibili strumenti e azioni ne potremo uscire. Il bisogno di sicurezza anche economica e sociale richiede più Stato, anzi un ruolo più forte dello Stato e delle sue istituzioni, a cominciare dalla gestione delle risorse messe in campo dal Recovery Fund. Di fronte all'effetto combinato della crisi sanitaria ed economica è quindi necessario invertire la marcia per rendere evidente agli occhi dei cittadini il valore di una pubblica amministrazione moderna ed efficiente, misurandole l'utilità sulla base della capacità di risposta alle esigenze dei cittadini. Invertire la marcia in un scenario disegnato dagli effetti della pandemia, che irrompono su un tessuto economico e sociale già profondamente indebolito nei suoi valori fondamentali, lacerato da profonde diseguaglianze economiche e sociali e da divari territoriali mai colmati.
caratterizzato dal permanere di illegalità diffuse, attraversato da una transizione demografica senza precedenti ed incapace di offrire ai giovani e alle donne reali prospettive di emancipazione e mobilità sociale.